A 100 anni dalla nascita della locale sezione degli Alpini, la città di Rovigo ha voluto omaggiare le penne nere con una 4 giorni di grandi emozioni, tutta dedicata all'importante ricorrenza che lega il corpo degli Alpini al Polesine. Il clou nella giornata di domenica con il grande sfilamento e le cerimonie precedute da un intenso programma di appuntamenti e iniziative. Dopo l'apertura della mostra in Gran Guardia, la presentazione del libro del generale Palladini e la rassegna di cori al Tempio della Rotonda, la grande manifestazione nel cuore del centro storico, con le penne nere polesane fiere di rappresentare l'alpinità in questo territorio, guardando al passato per disegnare al meglio il futuro. Ricordo il motto della 91esima Giornata Nazionale di Trento nel 2018. Per gli alpini non esiste l'impossibile. Esso porta in sé tutto ciò che in questi 100 anni le penne nere polesane hanno fatto in guerra e in pace, con tanta fatica, con impegno esemplare ed amore incrollabile verso il cappello alpino e ciò che esso rappresenta. Una presenza, quella degli Alpini a Rovigo, che negli anni si è distinta per l'impegno, il gran lavoro e l'aiuto ai bisognosi, in occasioni di situazioni particolarmente problematiche, ma anche nella semplice quotidianità a sostegno delle comunità e dei territori. Rappresentati durante la manifestazione da tantissimi alpini rigorosamente vestiti col cappello e da tanti cittadini e cittadine che non sono voluti mancare all'appuntamento con il centenario delle penne nere di tutto il Polesine. Io credo che la vostra attività vada sottolineata giornalmente, proprio per quei valori di cui si parlava poc'anzi, perché il rischio di perderli in questa società è un rischio vero, ma fin tanto che ci saranno persone che con dedizione, con volontà e con in testa la memoria, persone come voi che giornalmente continuate a dedicarvici, credo che non saremo mai soli anche come amministratori nel cercare di fare in modo che le nostre comunità vivano avendo a mente sempre come primo pensiero questo tipo di valore. Un grazie che la città ha voluto rivolgere alle penne nere polesane, come ha ricordato in chiusura l'assessore Bregolin in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Rovigo. Grazie a voi alpini che siete sempre stati presenti per la nostra patria. Un grande applauso.